Ancora un'aggressione in una struttura sanitaria, questa volta ad essere molestata con spinte e calci è stata un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Un 55enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L'accusa è di lesioni a personale sanitario e minacce. L'intervento dell'Arma ieri sera verso le 11 dopo la chiamata al 112 di una persona aggressiva all'interno dell'ospedale. L'uomo, che non era un paziente del pronto soccorso, aveva suonato per farsi aprire la porta del reparto. Vedendo le forze dell'ordine, ha cercato quindi di fuggire. Fermato, ha inveito contro gli agenti e gettato in terra ogni cosa gli capitasse per le mani. L'uomo è poi stato immobilizzato e portato al comando provinciale dei carabinieri. I militari hanno poi ricostruito che l'uomo, in stato di agitazione, senza apparente motivo, aveva inveito contro un'infermiera minacciandola e aggredendola fisicamente a calci e spintoni. Il 55enne è stato quindi arrestato e, informato il magistrato di turno, ne è stato disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza. Stamattina, nel corso dell'udienza di convalida per direttissima, l'arresto è stato convalidato. L'uomo ha quindi patteggiato ed è stato condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione.